economico, cioè le competizioni aumentano perché le società hanno bisogno di soldi, perché i calciatori costano sempre di più, perché girano sempre più soldi e c'è bisogno sempre di nuovi introiti, sempre di nuovi sponsor, sempre di soldi, 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 soldi. Cioè è una bolla che probabilmente dal mio punto di vista prima o poi esploderà. Però diciamo al momento ci No, siamo ma la cosa potrà esplodere solo nel momento in cui i calciatori si metteranno contro le società e tutto il sistema, perché poi io per esempio mo, stasera ho la maglietta dei Lakers, no? Quindi faccio un attimo un paragone con la NBA. Anche in NBA si giocano 82 partite a stagione, però poi dopo hanno 2 mesi di ferie, ma queste poi ci sono arrivate. Vince, non ti vedo più, non so sì, sì, se sì, 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 va tranquillo, non trucco. Adesso proprio ritorno. io il problema. No, 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 no. Ehm, Poi loro lì hanno creato un sistema, diciamo, di sindacato dei giocatori, no? Dove ci sono dei giocatori stessi che sono portavoce di tutti i giocatori e che fanno valere i propri diritti. Io ad oggi io non so quanto i giocatori siano contenti o scontenti di giocare sempre, fondamentalmente.